Allora, eccoci qua. Abbiamo visto quando capita poi che accidentalmente o anche deliberatamente in un momento così di ansia la persona firma un contratto a casa propria. Cosa deve fare, entro che termini, cosa succede? Ma è ovvio che noi consigliamo sempre di stare molto attenti a ciò che si firma, leggere sempre ciò che si firma anche per essere convinti e consapevoli di quello che uno va a sottoscrivere. L'acquisto di un prodotto fatto fuori dai locali commerciali dà comunque la possibilità, rispetto all'acquisto che si fa in negozio, di recedere dall'acquisto entro 14 giorni con la nuova normativa. Per cui se uno firma lo stesso il contratto, si fa convincere e mette la propria firma e quindi accetta, diciamo, un servizio o comunque un prodotto, sappiate che c'è sempre 14 giorni di tempo per recedere, il che vuol dire che io Però entro il volano, 14° ricordiamo. giorno devo mandare una raccomandata e dire: signori, non mi interessa il vostro contratto, grazie, arrivederci. Un attimo solo che c'è una telefonata. Pronto? Signora Elena, buongiorno a lei, Buongiorno. all'ospite. Sono Italo, la chiamo da Padova. Sì, signorita, lo dica. Quello che il signore ci sta spiegando è molto interessante, però vorrei far presente che la maggior parte dei consumatori è ben difficile che in questo momento possano spendere. Guardi, io sono pensionato e se non avessi qualche risparmio sarei già in pieno stato di defiance. Ma io mi accorgo che le persone che consumano perché intaccano i loro risparmi. Provi a pensare a un lavoratore dipendente che porta a casa 1200 euro, 1300 euro al mese, se può vivere con 1200 euro è assolutamente impossibile e quindi deve intaccare i propri risparmi oppure andare a debito. Non credo che ci siano questi margini di consumo, anche perché io da consumatore dico che il contraente più pericoloso è lo Stato o chi per esso. Martedì scorso sono andato, ricevuto dal sindaco in quel di Chiesa Nuova, a parlare col sindaco Bitonci. Ho trovato un'iniziativa molto buona. Sono andato con la mia pensione e con tutte le bollette che devo pagare, comprese Tari, Tasi, IMU, eccetera, eccetera. E con le bollette di luce, acqua, gas e telefono. Faccio un esempio. Bolletta del gas 328 euro, ne ho consumati 152. Sono questi i contraenti pericolosi. Passiamo alla luce. Ho consumato 67 euro e ho pagato 158 euro di luce. Un'altra bolletta della luce, consumo zero, 12,50 euro, acqua e via di seguito. Cioè, voglio dire, sono questi i contribuenti. Cioè io che ho 4 persone a carico, 2 figli in età scolare, va bene, che pago più Tasi di persone che non hanno figli, i figli crescono, devono spendere sempre di più e mi costano sempre di più in proporzione. Di questi contraenti ho assolutamente terrore, non quello che potrebbe venire in casa a vendermi, che ne so, un elettrodomestico che non ho assolutamente la possibilità di comprare. Sono i contraenti istituzionalizzati dei quali non possiamo assolutamente fare a meno, perché abbiamo l'obbligo di avere in casa luce, acqua, gas e quant'altro. Sono questi che temo, perché li pago chiaro. 3 volte tanto e nel prezzo di vendita del loro prodotto c'è già il guadagno. Assolutamente, no, no, chiarissimo, grazie signorita. Signora, saluto, la ringrazio. Grazie, molto Grazie. gentile. Grazie. Ma io volevo, ha fatto se delle potevo anche osservazioni. rispondere. Sì, sì, assolutamente, deve Io rispondere. lo capisco sto signore qua, perché da noi si presenta sempre persone, si presentano spesso persone che hanno dei problemi nel pagare le bollette, ma anche che vengono a chiedere come mai hanno consumato così tanto. Guardi, però c'è da dire questo. C'è molta ignoranza nell'ambito, diciamo, dell'informazione che c'è nel consumatore, perché io vedo, per esempio, faccio un esempio classico, di recente è venuta una signora, una pensionata, con 3.000 euro di gas da pagare, con 600 euro di pensione. 3.000 euro di gas. Adesso voi sapete tutti che il gas è diventato un carburante per il riscaldamento il più caro in assoluto, perché ha un indice di tassazione elevatissimo, ha un'accise molto più elevata della corrente. Noi per esempio consigliamo a tutti di non consumare più gas per il riscaldamento, ma optare per le pompe di calore. Queste per esempio sono informazioni che alcuni soggetti dovrebbero dare.
ma ci saranno dei gestori che non glieli daranno mai. Guardi, una barzelletta che è venuta fuori proprio recentissima, abbiamo scoperto che la pompa di calore consuma metà, se non meno della metà, di una caldaia a gas normale per il riscaldamento. Ha un costo elevato all'inizio per l'acquisto, ma ha un consumo molto più inferiore. Primo perché la corrente ha una tassazione più bassa e poi perché adesso con i nuovi sistemi di pompe di calore il riscaldamento che si può avere nell'abitazione ha la stessa quantità di potenza che può avere il gas. Ma sa cosa abbiamo scoperto? Che ci sono dei idraulici che quando vanno alla casa, vanno a riparargli la caldaia o vanno a vedere, a verificare, a revisionare la caldaia, non consigliano il cliente, signora guardi, opti per una pompa di calore a corrente che vedrà che risparmierà. No, gli consigliano di ricomprare una caldaia, lo sa perché? Perché se no l'idraulico non può fare la manutenzione sulla caldaia, perché la pompa di calore non prevede manutenzione, prevede la manutenzione ogni 4 anni, vedere la serpentina, mentre la caldaia a gas è obbligatoria ogni 2 anni. E quindi perderebbe una serie di clientela tale che non avrebbe un introito. Questo è un problema di base, è un problema di informazione che noi diamo a tutti i nostri iscritti, che noi diamo a tutta la gente che si rivolge a noi per chiedere, signora, opti per questo apparecchio, faccia questo, faccia quell'altro. Se la gente non lo sa, poi vengono da noi che hanno 3.000 euro da pagare e ci chiedono di intervenire con l'Enigas o col gestore però è vero anche quello che diceva, certo, però comunque quello che diceva il consumatore, il cittadino è corretto, ci si trova ad avere una bolletta di consumo effettivo di pochi euro perché uno sta attentissimo, controlla le fasce orarie, è una tassazione, cioè le stelle, questo è un dato di fatto, cioè non sei un contraente alla pari, devi stipulare questi contratti con questi gestori che però infieriscono abbondantemente, cioè, le tasse... e salvo poi quando paghi di più e ci deve essere un conguaglio hai voglia di averlo. Poi ieri è venuto un signore con 3.500 euro, ma le tasse purtroppo quelle non possiamo farci nulla perché le tasse sono stabilite per legge e la tassazione sul carburante o comunque sul prodotto consumato, quello c'è e nessuno... Guardate che siamo gli unici in Europa che paga l'IVA sull'imposta. No, ma infatti la tassa che c'è sul gas, noi paghiamo la tassa del gas che è una tassa regionale, un'addizionale regionale, in più alla fine quando ci fanno il conteggio generale paghiamo l'IVA sulla tassa regionale. Questo è uno scandalo solo italiano. Ma io vi chiedo, siccome a forza di dai le cose si ottengono, in ere passate c'erano i casi purtroppo frequentissimi della telefonia, le bollette esose eccetera, le associazioni di consumatori non a livello singolo ma a livello unitario, stiamo parlando di tanti anni fa, si sono messe di punta, come quando si parlava prima fuori onda, no? Ci sono trasmissioni di inchiesta, trasmissioni molto provocatorie che vanno in onda sui media nazionali, quando si mettono di punta qualcosa si riesce a ottenere. Perché voi non fate sistema cartello, tra virgolette, tra di voi per questa cosa qui? Questa è una dopo parleremo anche delle carte di credito, ma sono tante le questioni, perché alla fine se tutte le associazioni continuano a battere per un anno di seguito, ogni giorno su questo aspetto, viva Dio il governo, siccome si regge anche sui consensi, qualcosa deve fare. No, vabbè, ma noi tra associazioni di consumatori siamo abbastanza ma su questo non si parla mai, sintonizzati, nel senso che quando ci troviamo alle riunioni, anche con soggetti, noi ci troviamo spesso con i capi di vari gestori, Enel, Telecom, siamo trovati molto bene con Telecom che ci ascolta qualunque esigenza noi abbiamo. Telecom è una delle migliori gestori che ci ascolta sempre nel trovare delle soluzioni a favore dell'utente. Diciamo che è chiaro che poi, battere il chiodo si può battere 1, 2, 3 volte, poi se non si ha poi l'orecchio che ci ascolta dall'altra parte o ci ascolta parzialmente, questo purtroppo è un problema. Diciamo che noi abbiamo anche degli strumenti per farci ascoltare. Quali sarebbero? Quello sì, perché noi ad esempio alle volte quando vediamo che c'è un comportamento di un gestore scorretto facciamo la segnalazione agli organi competenti di vigilanza, in questo caso c'è l'autorità garante per l'energia, l'antitrust, ci sono varie autorità che servono a darci diciamo, un appoggio e cercare di spronare il gestore a comportarsi in una certa maniera. È chiaro che poi la burocrazia italiana sappiamo come funziona, i tempistiche sono quelle che sono e quindi
abbiamo alle volte dei ritardi o diciamo, dei strascinamenti di alcune situazioni che poi si perdono nel tempo. Quindi noi consigliamo sempre tutti alla gente, ai cittadini: chiamate l'associazione anche solo per informazione, chiamate, perché sono enti non di lucro che servono a tutelare la gente. Noi siamo lì per assistere le persone. È chiaro che poi se il cliente, diciamo l'iscritto, che poi si vuole iscrivere, non si iscrive, non è un obbligo iscriversi, normalmente l'iscrizione è ovvio che fa parte fondamentale del nostro ordinamento, perché l'iscrizione ci permette, coi soldi che l'iscritto ci dà, di impegnarli nell'attività gestionale dell'associazione. Quindi noi i soldi che prendiamo dell'iscrizione, che possono essere di 25-50 euro per 2 anni, eccetera, vengono impegnati per comprarci la carta, per darci modo al volontario di venire là, certo, di pagarsi la benzina per venire tutti i giorni dall'ufficio alla casa. Adesso qua noi non stiamo qua a piangere il morto, non stiamo a fare nessun tipo di diciamo di lamentela. Però... Esatto, cosa vuol dire, cosa sta a significare il riconoscimento o meno da parte di un ente regionale di un'associazione di consumatori? Quindi quando voi dite associazione di consumatori riconosciuta dalla Regione Veneto, cosa vuol dire? Ecco, diciamo che in Italia ognuno può aprire un'associazione che vuole, uno può istituire una qualunque associazione. Il condominio può farsi la sua associazione condominiale. Diciamo che ci sono delle associazioni iscritte regolarmente al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Regione Veneto. In questo caso la Regione Veneto ha una legislazione tutta sua, che è la legge 27 del 2009. Dopodiché il Ministero riconosce una serie di associazioni, e voglio dire, purtroppo siamo in troppi, perché per esempio in Germania ci sono 4-5 associazioni, in Italia ce n'è 18 e quindi c'è una massa di associazioni, ognuno che segue una sua direttiva, ognuno segue il proprio modo di comportarsi, che secondo me è deleterio, non è sempre a vantaggio del consumatore, perché la troppa confusione porta anche a non assistere proprio in maniera incisiva al consumatore. Diciamo che nel Veneto siamo 5 associazioni riconosciute, il quale sono quelle che hanno, diciamo, un riferimento preciso per la Regione Veneto e che il cittadino può avvalersi. Perché iscritte? Perché hanno dei requisiti, hanno requisiti numerici. Noi quest'anno siamo diventati la prima associazione del Veneto in ordine numerico, perché abbiamo una convenzione specifica con la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e i Carabinieri, che ci hanno portato sui numeri e quindi ci hanno dato una maggiore, diciamo, maggiore visibilità dal punto di vista numerico. È chiaro che poi ogni associazione è gestita, ha una propria logistica, una propria dislocazione. Noi abbiamo delle sedi in tutte le province, normalmente le nostre sedi sono ubicate all'interno dei comuni. Noi siamo l'unica associazione che ha le sedi ubicate all'interno delle amministrazioni comunali. Quindi ci sono dei comuni che ci danno degli spazi, ci danno una sala, ci dotano di computer, ci dotano di telefono, ci dotano anche di tutto a spese a carico del comune, per cui diamo un'assistenza al cittadino. Adesso dove state aprendo? Adesso Padova, il sindaco Bitonci ci sta dando una sede da aprire qui a Padova e quindi apriremo da qui a qualche mese. Noi abbiamo già una sede che è a Montegrotto, presso il comune di Montegrotto, la biblioteca comunale, oppure ce l'abbiamo alla Mandria, però diciamo che quella della Mandria sta per essere chiusa per aprire una sede più grossa. Abbiamo individuato, il comune ha individuato una zona qui di via Vigonovese, la zona che va da Piazzale Stanga verso la zona industriale, dove ci hanno indicato, diciamo, una sede dove poter aprire e quindi dare un servizio maggiore a Padova, visto che Padova è una città che ha parecchia Chi ci sarà allo sportello? Chi c'è allo sportello delle vostre sedi? Ma noi negli sportelli, all'interno degli sportelli cerchiamo di mettere sempre persone che hanno una preparazione giuridica. È vero che da noi lavorano tutta gente in pensione, come lo scrivente è un ex sottufficiale della finanza, che lavora, che quindi occupa il suo tempo facendo questo tipo di attività. Non c'è retribuzione che viene data ufficialmente
al nostro iscritto se non con fondi che vengono appositamente stanziati dalla Regione o dal Ministero. Quindi noi cerchiamo di mettere... È un volontariato, insomma. E la finalità sì, originaria è comunque volontariato. Dopo, se il Ministero dice ho dei fondi da dare per pagare una persona, pagare un avvocato, eccetera, noi li prendiamo e li mettiamo a disposizione dell'attività. Diciamo che comunque all'interno dello sportello noi mettiamo sempre gente che ha una preparazione giuridica che possa rispondere a un eventuale quesito che ci pone il cittadino. Non possiamo mettere una persona che non è in grado di rispondere, perché potrebbe fare più danno. Quindi deve saper rispondere e deve dare anche un consiglio sulla soluzione del problema. È chiaro che poi se il cittadino vuole l'intervento nostro, perché l'intervento nostro ha un effetto... Una valenza maggiore. Sì, ha un effetto proprio magari incisivo nei confronti del gestore, perché noi poi siamo collegati direttamente con tutti i gestori, abbiamo i reclami online diretti con Enel, Eni, Sorgenia, Edison, tutti i grossi gestori. Noi abbiamo un collegamento diretto, per cui il nostro reclamo viene preso in esame subito nell'arco di 24 ore, 48 ore massimo, e ci danno anche una risposta. Quindi perfetto. Un consiglio che do, non dico volete venire alla nostra associazione, rivolgetevi a un'associazione che vi possa dare questo tipo di riscontro immediato. Cercare di risolvere il problema, insomma. Torniamo tra pochissimo con voi, pubblicità.